Le locali del Costa Cosemà, in maglia blu con inserti bianco-rossi, allenate da Carla Busetti, schierano l'alzatrice Lia Dallanese, l'opposto Laura Stella, Alessandra Nardari e Giada Pizzol schiacciatrici, Manuela Merotto e Marta Dadalt centrali, Veronica Tonon libero. Le ospiti dell'Idroterma Rossi Roberto Aurora, in maglia bianca, guidate da Carlos Leiva, giocano con Mari Capin alzatrice, Luana Pollesel opposto, il capitano Olimpia Da Rossi e Alessandra Lazzaro schiacciatrici, Anna Benedette e Chiara Tartaggia centrali, Federica Favaretto libero. A una breve fase di studio segue l'allungo del Costa, che infila 2 break consecutivi portandosi sul 7-4, quindi sull'11-5, con le battute incisive di Dadalt e Dallanese concentrate sul libero dell'Aurora e col muro vincente della Stella sulla Da Ross. Le ospiti collezionano errori in ricezione e in attacco, per contro le rossoblù di casa difendono con ordine e contrattaccano con la Nardari, incrementando il vantaggio sul 17-8. L'Aurora colpisce con Da Ross e Pollesel, ma le locali gestiscono agevolmente l'ampio margine portandosi sul 24-17, favorite da 2 gravi errori in battuta delle ospiti. Poi Marta Dadalt sigla il punto finale della prima frazione per il Costa. L'Aurora riparte con l'alzatrice Silvia Berlese, già subentrata alla PIN durante il primo set. Nel Costa la centrale Elena Ciacchi sostituisce la Merotto. Difficoltoso avvio delle locali, imprecise in ricezione e fallose in attacco. Le ospiti invece crescono in seconda linea e finalizzano sia dal centro che dai lati, portandosi avanti sul 4-0, poi sul 9-4. Carla Busetti inserisce la banda Gloria Baldassar per la Pizzol, ma la situazione peggiora ulteriormente dato che la difesa pasticcia, la neoentrata Baldassar viene murata più volte e le battute di Benedette e Pollesel sorprendono l'incerta ricezione rossoblù, proiettando l'Aurora sul 18-7. Le ospiti vanno a segno con la bella fast in lungolinea della Tartaggia, difendono a oltranza beneficiando di altri errori delle locali e volano sul 22-11, ipotecando il set. La ricezione del Costa sbaglia ancora e l'Aurora chiude in scioltezza il secondo parziale sul 25-13 con l'attacco vincente di Luana Pollesel. Carla Busetti opera altri cambi, rientrano la centrale Merotto per la Ciacchi e l'opposto Stella per Priscilla Antoniazzi, che aveva disputato parte del secondo set. Prima fase della terza frazione equilibrata, le ospiti si avvantaggiano di un mini break sul 7-5, ma sono riprese sull'8 pari. Il Costa cambia marcia, forza il servizio, difende e contrattacca a punto a ripetizione, con le potenti schiacciate di Gloria Baldassar, volando sul 14-9. Bene in attacco anche Stella e Merotto. Lazzaro e Pollesel riportano in scia le bianco-blu sul 15-13, ma nella fase più intensa del match i punti di Laura Stella e qualche errore di troppo dell'Aurora in battuta in attacco creano lo strappo determinante, permettendo al Costa di riallungare sul 20-15. Le ospiti fermano la Baldassar, ma sbagliano ancora in battuta, poi si devono inchinare alle bordate della banda rossoblù numero 8 e all'ultimo attacco di Alessandra Nardari, che dà al Costa il terzo set, fissando il finale sul 25-21. Le locali ripartono bene, passando con la Baldassar, che alterna conclusioni di potenza e di tocco, supportata dall'alzatrice Dallanese, buona la sua prova in sostituzione di Gioia Tomasi, assente per indisposizione. Tra le ospiti la palleggiatrice Mari Capin rientra per la Berlese. L'Aurora lotta con tenacia, marcando punti in attacco con la Lazzaro e in battuta con Capitan Da Ross, ma Lia Dallanese serve palloni su palloni in posto 4, ben finalizzati dall'esuberante Baldassar. Sul 13 pari l'equilibrio si spezza, la Stella mette a segno un attacco e un servizio vincente, poi il primo tempo di Marta Dadalt perfeziona il break del Costa che vola sul 17-13. Coach Leiva opta per un altro cambio al palleggio tra Pin e Berlese, ma ciò non basta per invertire il trend negativo, anzi le rossoblù allungano sul 21-16, colpendo con le efficaci pallette di Nardari e Baldassar. Avvicinano la meta col secondo tocco vincente di Dallanese, poi la Benedetta affonda malamente in rete 2 attacchi. Infine la ricezione errata della Da Ross consegna al Costa Cosemà il punto del 25-18 e il successo. Abbiamo secondo me sofferto troppo in rice e forse sono gli errori propri in battuta che hanno fatto la differenza. Comunque in generale noi siamo penultime in campionato. Il nostro obiettivo è la salvezza. Quindi insomma cerchiamo di fare più punti possibile per arrivare a questo scopo. Eravamo abbastanza in difficoltà nel secondo set, infatti l'abbiamo perso, poi abbiamo recuperato e abbiamo vinto la partita. Una squadra giovane, neopromossa
l'anno scorso dalla prima divisione, risultati anche inaspettati, perché nessuno pensava di far parte dei primi posti della classifica fin da subito. Un ringraziamento comunque va a tutto il pubblico, a tutti i nostri tifosi, i bambini, il settore giovanile che ci seguono sempre in casa e fuori, e che dire, speriamo che continui così il resto del campionato. Questa squadra è la tradizione della sportività del comune di Vittorio Veneto. Io auguro alle ragazze tanto bene, ma soprattutto questi successi sono dovuti a questa società, l'US Costa, che da tanti anni è sul campo e sta lavorando veramente molto bene. La nostra cooperativa è una realtà che è presente da 25 anni nel Vittoriese e occupa un centinaio di addetti e si occupa di servizi alle imprese, soprattutto servizi di pulizie e altri servizi correlati. È importante il connubio che c'è tra la cooperativa e la società sportiva, che nel Vittoriese è molto attiva con le ragazze, quindi è molto importante questo contributo che noi diamo da circa 4 anni alla società, proprio per il tipo di attività che va a fare la polisportiva anche nell'ambito sociale, nell'ambito dello sport giovanile. È una società che è giovane, con ragazze giovani, quindi sono molto contenta di questa cosa, che ci sia questo rapporto tra la nostra cooperativa e questa società sportiva.